Tre interventi effettuati negli ultimi giorni dai carabinieri della compagnia di Tolmezzo nel corso della quotidiana attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle violazioni in materia stradale, nonché alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni dello sfruttamento del lavoro. Andando nell'ordine, il primo intervento è stato svolto a Sappada presso due strutture alberghiere con la collaborazione dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Udine. Durante il controllo della prima attività è stata riscontrata la mancata formazione dei lavori in materia di primo soccorso e antincendio. Nella seconda attività è stata contestata la mancata formazione dei dipendenti sui luoghi di lavoro. Tali inadempimenti hanno comportato la denuncia in stato di libertà dei legali rappresentanti dei due alberghi ispezionati e l'irrogazione di diverse ammende per un totale di 23.000 euro. Successivamente è stato denunciato un uomo di 28 anni residente nel Friuli Collinare per guida in stato di ebbrezza alcolica poiché circolava nel comune di Buia in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol. Risultato ovviamente positivo all'alcol test, gli è stata ritirata la patente di guida con la conseguente sospensione. Infine, il terzo episodio è avvenuto nel Tarcentino. È stato denunciato uno straniero di 19 anni per guida in stato di ebbrezza alcolica perché durante l'orario di lavoro a bordo del veicolo aziendale ha provocato un incidente stradale. Il 19enne era in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di sostanze alcoliche ed è risultato positivo all'alcol test. La patente di guida non è stata ritirata poiché era già stata revocata nel 2023 e quindi è stata elevata anche una sanzione amministrativa a carico del soggetto.